Buon pomeriggio dall'ippodromo Marcoveggio, convegno di giovedì 31 dicembre. Si apre con una corsa per femmine di 2 anni, non corre Carioca Laxmi, Catrin DL, Ciudad dei Greppi, Cantera, Cassandra LG, City of Stars in prima fila, Ciruli dei Greppi, Costa Magna Pax, Cleopatra LL in seconda. Macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Cantera e di City of Stars. Cantera conquista il comando, City of Stars all'esterno. Partita invece molto piano, Caterin ha avuto dei problemi. Intanto vediamo che le prime due prendono vantaggio, 14,4 il parziale dopo i primi 200 di gara. Numero 7, Ciruli De Greppi, Tanto la squalifica squalificato. per Ciruli dei Greppi. E ora vediamo dalle posizioni di retroguardia cercare la progressione Cleopatra LL. Ma intanto è sempre Cantera a condurre nei confronti di City of Stars. Ora risale al largo Catherine DL che ha anticipato la risalita di Cleopatra LL e le due dopo 600 metri in 45,8 si avvicinano alla testa. In vantaggio sempre Cantera al completamento del giro. Catherine avvicina Cantera quando siamo all'attacco della penultima curva, si accoda poi in seconda posizione, sempre avanti a Cleopatra LL. Intanto il chilometro completato in un Numero 6, City of 16,4, Stars, piuttosto qualificato. svelto, con Cantera che continua a guidare, Catherine DL in seconda posizione, poi Cleopatra LL. Accenna a spostare nuovamente ora Catherine mentre va all'interno Cleopatra, 400 scarsi alla conclusione, parziale ancora in 15,2, attacca Catherine a 350 dall'arrivo, Cantera replica, a contatto rimane Cleopatra, Cantera in vantaggio al completamento della piegata, insiste ancora Catherine DL mentre sbotta di galoppo Cleopatra LL all'ingresso in retta d'arrivo. Squalificato. E così se la giocano Cantera e Catherine DL che nel finale passa agevolmente e vince sulla stessa Cantera, mentre per il terzo molto a distanza finisce Cassandra LG. Bel successo per Catherine DL. Manuel Pistone in sediolo, 34 ancora a chiudere, secondo posto per un'ottima Cantera che se la fa al comando e cede soltanto negli ultimi 50 metri. Vedete, passa comunque piuttosto agevolmente Catherine DL, peccato l'errore di Cleopatra LL. Al terzo posto finisce Cassandra LG per un ordine d'arrivo che recita numericamente 2-4-5, ancora ovviamente in via ufficiosa.